Ciao ragazzi, questa volta vi porto a scoprire qualcosa di nuovo, si spera. Siamo a Oriago e sto andando a visitare un forte, Oriago in provincia di Venezia. Sicuramente un po' di manutenzione ci vorrebbe. Questa sterpaglia immensa. Ragazzi, Forte Poerio. Adesso vedo se si riesce a entrare, anche perché la vedo abbastanza difficoltosa. Provo a girarci attorno, vediamo se c'è qualche pertugio. Ragazzi, tutto chiuso, peccato. La vegetazione, come vedete, ha già preso sopravvento e probabilmente prenderà pure me. Come immaginavo, tutto abbandonato. Purtroppo l'hanno lasciato andare. Peccato. Apro un nuovo format. Forti, fortini e fortezze abbandonate d'Italia. Vabbè, peccato però, peccato. Speriamo che il comune di Mira riesca a fare qualcosa in futuro. Ok? Vai. Di solito concludo con anche questa è andata, in realtà non è andata, perché non è andata come volevo ovviamente, però non vi ho raccontato che cos'è questo forte. Adesso ve lo racconto, ma ve lo leggo con il cartello davanti, che non so cos'è. Saluti, ma anche mandi va. Famo un po' il friulano. Eccolo qua. Allora, infatti oggi è visitabile soltanto nella parte circostante. Fu costruito tra il 1909 e il 1912 in calcestruzzo e cemento armato. Principalmente servito per la prima guerra mondiale, ma nella seconda in realtà era già obsoleto. Vabbè, ragazzi. E ragazzi, alla prossima allora, al prossimo video. Ciao!